Sì, che finalmente sono diventata negativa. È il secondo tampone negativo, quindi ufficialmente sono negativa. Adesso Francesca, Riccardo e la piccola Alice possono tirare un sospiro di sollievo, abbracciarsi e baciarsi. Per questa bellissima famigliola di Albignasego il 2021 è iniziato in modo davvero insolito. Il 4 gennaio è nata la loro primogenita, una bambina, figlia del lockdown. Francesca però il 31 dicembre, sottoponendosi al tampone obbligatorio in vista del parto, ha scoperto di essere positiva al Covid. L'idea un po', no, di avere il papà in sala parto che mi supportava, eccetera, e da un momento all'altro, da un giorno all'altro in realtà, dover rivoluzionare, insomma, quelle che erano un po' le mie aspettative, insomma, non è stato molto facile, anche perché soprattutto c'era la paura che magari potesse essere positiva anche la bambina. Uno shock, il marito Riccardo, risultato negativo, è stato costretto in quei giorni all'isolamento e non ha potuto nemmeno accompagnare la moglie in ospedale a Padova. Quindi abbiamo dovuto chiamare la Croce Verde, che si son bardati proprio come si vede in televisione, no, con le tutte quelle integrali, la mascherina, la visiera, eccetera, e son venuti a prendermi in ambulanza. Nonostante fosse isolata nella sua stanza, la neomamma non si è mai sentita sola durante i suoi giorni in ospedale. Ogni turno venivano almeno una volta o le ostetriche o le infermiere del nido o i medici a trovarmi e poi stavamo tanto in contatto a cellulare, quindi per qualsiasi cosa loro mi chiamavano, io le chiamavo, cioè non mi sono proprio sentita abbandonata nemmeno un secondo, anche se ero in realtà completamente isolata. Alice è nata il 4 gennaio, bellissima, sana, soprattutto negativa al Covid. Il papà l'ha potuta abbracciare 4 giorni più tardi e in pochi minuti, visto che mamma Francesca doveva rimanere isolata, a parte allattare, ha imparato a fare tutto. Avrei preferito se ci fosse stato un libretto di istruzioni, ma ma a quanto pare non c'era, no. Francesca che dovevo stare chiusa nella camera e magari io che ero in difficoltà, impacciato anche nei movimenti, nel tenere la bambina, le robe, lei allora dall'altra stanza mi spiegava come dovevo fare. Allora io avevo l'auricolare, no, e mi spiegava: "No, devi fare così, devi fare così." Insomma, è stata una roba abbastanza, in termini logistici, ecco, abbastanza complicata. Adesso Alice dorme beata come un piccolo koala sul petto del suo papà con la sua mamma vicina, ignara di tutto. Un giorno le racconteranno di questi giorni così strani di cui lei però fortunatamente ricorderà solo gli abbracci.